Quando vedi una manifestazione del genere vuol dire che c'è da preoccuparsi. Queste sono aziende che si sono indebitate fino all'osso pur di mantenere alta la ruralità delle nostre campagne. Sembravano 200, poi sono diventati 300, alla fine il passaparola ha portato sulle strade di Rovigo quasi 600 trattori. Non sono arrivati solo dal Polesine, ma anche da tutto il Veneto e oltre, dall'Emilia al Friuli. Nessuna bandiera di associazioni, la manifestazione è partita dal basso, direttamente dagli imprenditori. Hanno rallentato il traffico attorno a Rovigo, senza bloccarlo come da accordi con la questura. Hanno riempito di trattori Corso del Popolo, il centro storico, ricevendo la solidarietà dei cittadini che hanno portato caffè e panini agli agricoltori senza lamentarsi per il traffico in tilt, una manifestazione regionale che è diventata tra le più grandi d'Italia con la promessa che gli imprenditori non si fermeranno. Non ci fermiamo finché non otteniamo quello che vogliamo. Domani credo ci sia una manifestazione a Roma, se ci lasciano entrare, perché a Roma è un po' difficile, però un po' tutta Europa. Si sta muovendo un po' tutta Europa, quindi finché non ci sarà un segnale forte continuiamo. Non so dove ci fermiamo, probabilmente andremo a Roma, perché se il palazzo più alto è a Roma andremo a Roma, a far capire le nostre istanze quali sono. Non ci fermiamo di sicuro, anche perché se ci fermiamo noi siamo finiti, finché non abbiamo qualche risposta. La preoccupazione per il futuro è palpabile, il Polesine è sinonimo di agricoltura, ma stavolta l'incertezza rischia di vedere centinaia di aziende chiudere per sempre.